che è segretaria regionale dello CGIL Veneto. Il Veneto ha 3 aree interne molto diverse tra di loro, Nicoletta ci dai degli spunti. Vediamo se acceso. Intanto un saluto a tutte e a tutti, un ringraziamento allo CGIL nazionale per aver accolto e anche raccolto, penso, un'esigenza vera e sentita da parte di tanti territori, che era quella appunto, come è stato fatto, anche di indagare, di studiare, di agire le aree interne e anche nelle aree interne la contrattazione sociale territoriale, che come insomma è stato detto risponde sicuramente a dei bisogni molto importanti dei cittadini e delle cittadine che vivono in queste aree, ma anche per valorizzare questi territori, per ridurre le diseguaglianze rispetto ad altri territori molto più centrali, popolati anche con i servizi. Faccio anche un ringraziamento sentito allo CGIL dell'Emilia Romagna e anche naturalmente della provincia, perché credo che domani tutti assieme vivremo un'esperienza molto arricchente e sicuramente una buona pratica, una pratica positiva che ci insegnerà molto. Allora, tu mi chiedevi delle aree SNAI del Veneto. Allora, il Veneto intanto, faccio una piccola premessa, cerco di essere breve, ha 560 comuni. Perché dico questo? Perché la metà, o meglio il 51%, poco più della metà, hanno meno di 5.000 abitanti. Prima si parlava di fusioni. Noi nel Veneto sono diversi anni che tentiamo e proviamo, anche attraverso la scrittura delle nostre piattaforme negoziali territoriali, ad inserire l'argomento delle fusioni dei comuni, cercando anche di agirle. Devo dire che purtroppo non è un tema, per così dire, tanto sentito né dai cittadini e tantomeno dai sindaci, dagli amministratori. Abbiamo fatto, a proposito di referendum, abbiamo agito dei referendum, tanti dei quali li abbiamo persi, quindi le fusioni non sono state fatte. Quelle che sono andate in porto sono state circa una ventina. Quindi anche questo comunque, al di là delle aree interne SNAI, visto che parliamo di comuni piccoli, è un tema rispetto al quale noi dovremo continuare a studiare ed agire, perché ha un aspetto di carattere culturale. Prima si parlava forse non è uscito così il campanilismo, però piccoli comuni purtroppo soffrono anche di questo, quindi agire culturalmente. Le aree interne SNAI del Veneto sono 6 e coinvolgono 3 province. La provincia di Belluno, che ne ha 4, 2 nuove e 2 vecchie. Le 2 vecchie, chiamiamole così, sono quelle della strategia 2014-2020 e 2 nuove, quindi 2021-2027. Quindi 4 in provincia di Belluno, una in provincia di Rovigo e una in provincia di Vicenza. Belluno e Vicenza, così, queste 2 province, o meglio queste 5 aree interne, si assomigliano perché riguardano territori montani. Quella della provincia di Rovigo invece è molto particolare perché riguarda 7 comuni, si dice deltizi, del delta, quindi riguarda pianura e mare e delta, che insomma è un ambiente penso abbastanza unico. Queste 6 aree interne SNAI comprendono 56 comuni, quindi circa il 10% del totale dei comuni veneti. Ecco perché riportavo questo dato. Tu mi chiedevi della contrattazione rispetto alle aree SNAI divise nelle 3 province. Allora, nella provincia di Rovigo noi abbiamo una piattaforma unitaria che viene rinnovata ogni anno, è importante sottolineare unitaria, già dal 2019, che contiene le aree interne che vengono, per così dire, riproposte ogni anno nel momento in cui vengono aggiornate le piattaforme negoziali, ripeto, unitarie. E quindi c'è una negoziazione sociale territoriale che viene fatta con i comuni di queste aree interne, viene fatta anche con l'ULSS su alcuni temi e con la conferenza dei sindaci. Cosa molto simile succede a Belluno, ovvero, adesso non ricordo l'anno, ma più o meno dal 2020 nelle piattaforme negoziali unitarie vi è contenuto la parte che riguarda il tema che riguarda le aree interne.
e anche qui la contrattazione si fa con i comuni delle aree interne, con le ULS, con la conferenza dei sindaci, con la provincia, ecco, diversamente dal comune di Rovigo i rapporti sono molto stretti, e con i GAL. Più che negoziazione con i GAL, diciamo il sindacato dei pensionati assieme a CISL e UIL dei pensionati partecipano alle riunioni del GAL, che sono abbastanza frequenti. Cosa diversa invece è la provincia di Vicenza. Lì purtroppo anche quest'anno, adesso sbaglio a dire anche quest'anno non siamo ancora riusciti a siglare la piattaforma negoziale unitaria, c'è un problema di rapporti unitari. E questo è un problema al di là della provincia di Vicenza, ma in generale, perché poi noi quando andiamo a contrattare, che sia il comune che sia un altro ente, non andiamo da soli, andiamo unitariamente, sennò diventa sempre più difficile, sempre più complicato. Quindi questa è la situazione. Rispetto invece, questo è il livello provinciale, poi c'è il livello regionale. Diciamo che di fatto noi non siamo mai stati, per così dire, convocati all'interno dei tavoli regionali rispetto, diciamo, alla negoziazione delle aree interne della programmazione, e questo è un serio problema, perché vuol dire che non siamo dentro diciamo a questo aspetto e questo tema. Siamo riusciti in maniera informale, chiamando, diciamo, le regioni, ad avere appunto una riunione solo come SPI per chiedere, diciamo, notizie rispetto all'andamento, diciamo, della programmazione e anche dei progetti a che punto sono. Allora, bene avere questo tipo di informazione, ma non è spendibile, diciamo, non è spendibile, però giustamente ecco, qualche aggiornamento ce l'abbiamo perché è proprio di qualche giornata fa. Allora, le risorse a disposizione ci sono. Le due aree interne, per così dire, nuove, le due bellunesi nate quindi con la strategia 2021-2027, non sono decollate, quindi di fatto sono sulla carta, ma basta, ecco, sono nate così, ma non funziona nulla. Per le altre 4 invece, le due sempre in provincia di Belluno, questo insomma ce lo dice un funzionario, non hanno la capacità, dice, politica, ok, ma anche la struttura tecnica per portare avanti i progetti, e questo è il problema. Le altre due, che sono una della provincia di Rovigo e l'altra della provincia di Vicenza, invece i progetti stanno andando avanti, i temi coinvolti sono l'istruzione, il turismo e l'agricoltura. Che cosa manca? Che appunto lo sottolineiamo ancora. Manca la discussione e il coinvolgimento di tutti gli attori, tra i quali gli attori sociali, che siamo noi, e questo devo dire che è un problema che dobbiamo provare e pensare di risolvere. Mi permetto di aggiungere, diciamo, gli aspetti purtroppo negativi. Noi, intendo SPI, ma tutta la Confederazione, abbiamo bisogno di che cosa? Perché quando agiamo la contrattazione sociale territoriale, al di là delle aree interne, abbiamo bisogno di competenza. Cioè, quando andiamo a parlare con i sindaci, non solo con i sindaci, dobbiamo essere competenti, conoscere e sapere. Quindi la prima cosa è la formazione, informazione dei nostri, dico gruppo dirigente, ma dei nostri negoziatori. Questo è il primo scoglio, perché tante volte noi ci siamo trovati dei tavoli e abbiamo agito la contrattazione sociale e territoriale, soprattutto per quanto riguarda le aree interne, così, cioè senza, adesso non mi piace dire senza armi, ma non mi viene un altro termine, senza strumenti. Quindi questa è la prima cosa. L'altra cosa, perché parliamo di comuni piccoli, già è difficile avere un incontro annuale con il comune Pincopallo. Se poi dobbiamo sviluppare dei temi così poco agiti e anche particolari, non sempre ci concedono il secondo incontro, diciamo, nello stesso anno di contrattazione sociale e territoriale. Anche questo è un problema. Quindi quando vai devi andare preparato, magari preparare prima la riunione di negoziazione dicendo anche quali sono gli argomenti agli amministratori, perché siano preparati, ma siano preparati anche per il tempo che ti danno a disposizione, perché anche questo è importante. E secondo noi,
cercare di agire anche la negoziazione sociale territoriale, o meglio questi temi, coinvolgendo CISL e UIL, perché diversamente da soli non riusciremo diciamo, a negoziare con i comuni e comunque con gli attori istituzionali. Non dico le cose positive perché ci sono, ecco, mi piacerebbe perché anche in Veneto ci sono delle esperienze positive, quindi ho sentite veramente di belle. Magari non so, il prossimo anno, adesso non so quando, sarebbe bello ritornare e ritrovarci parlando delle esperienze, sicuramente dei problemi, ma anche delle esperienze positive, perché, ripeto, anche il Veneto ne ha fatte e sarebbe bello condividerle, così magari le muturiamo. Chiudo solo perché so che hai poco tempo, perché mi sono presa, diciamo, le parole chiave quasi finali della relazione di Carla. Diceva rigenerazione e rinascita, quindi la contrattazione deve essere anche questo. Io non l'ho visto e non l'ho sentito, non l'ho letto come uno slogan. Secondo me è motivante e devono essere obiettivi che noi ci mettiamo nella testa e nel cuore facendo la nostra negoziazione sociale come sappiamo fare. Grazie Nicoletta. Allora, per raccontare invece la Sicilia ci facciamo aiutare da un altro video che abbiamo